Ezio di Castelmagno scrive sul diario: ciao a tutti, approfitto del fatto che è tornata la corrente elettrica assente da ieri sera e del collegamento internet satellitare per informare della situazione di emergenza cui è nuovamente venuto a trovare il nostro sfortunato comune. Questa mattina, memore di quanto era successo nell'alluvione e visto che la situazione iniziava a farsi veramente preoccupante, ho deciso di scendere a Praleves ad avvertire della situazione i carabinieri, Beppe Garnerone del Genio Civile, Matteo Borgetto della Stampa. Poi, più velocemente possibile, si fa per dire, visto che le pessime condizioni della strada mi obbligano ad inserire le marce ridotte, torno a casa mentre nevica in un modo impressionante. A Campomolino attualmente vi sono in totale 130 cm di neve ed è l'unica frazione ancora raggiungibile in auto, anche se con notevole difficoltà. Sono al momento isolate le frazioni Colletto, Nerone, Chiappi e Chiotti. Una squadra della Forestale ha raggiunto Colletto a piedi, verificando che tutti stanno bene. Purtroppo da Nerone, Chiappi e Chiotti non riusciamo ad avere notizie. Probabilmente Diego, che gestisce il servizio spazzaneve, non scende oltre Chiotti per pericolo valanghe. Al momento non funzionano i telefoni, né la rete fissa né quella dei cellulari. La luce va e viene, se tiene vi terrò informati sugli sviluppi. Nella notte l'energia elettrica se ne va definitivamente. Martedì 16 dicembre. Scrivo nei miei appunti. La luce se n'era andata, quindi in quei tempi avevamo il generatore, lo attaccavamo 2 ore a mezzogiorno e 2 ore alla sera, dalle 8 alle 10 per guardarci le notizie dalla TV satellitare, chi aveva il decoder, e per chi io mi mettevo al computer e scrivevo quello che era successo di giorno. Ore 8:30 di martedì 16 dicembre. Nevica, incessantemente nevica. Apro la finestra per sentire dal fondovalle arriva qualche rumore di un eventuale mezzo sgombraneve, ma silenzio assoluto. Quindi strada chiusa e isolati senza più luce e telefono. Prima di scendere pianto il metro sul terrazzo del mio vicino Ugo e leggo metri di neve 1,85. Poi scendo in piazza, trovo mio fratello Dario e i 2 Claudio, poco dopo arriva anche Severino e decidiamo di liberare i collegamenti dei sentieri alle varie case, divenuti ormai dei conicoli, dove i bordi di neve ci sovrastano. Nel frattempo, dal balcone, Franca ci comunica la notizia che mai avremmo voluto sentire, ma comunque temevamo. Non arriva più acqua. Dopo un terribile momento di sconforto e un'infinità di imprecazioni, a Franti si ricomincia a spalare. Arrivato da Tunin, noto subito che per uscire di casa, senza dover spalare troppa neve, si è messo la scalapioli. Lo vedo uscire dal suo finire laboratorio esclamando con faccia da funerale: ma lo sai che non arriva più acqua? Adesso sì che siamo freschi. Boh, tutti si dicono la stessa cosa. A quel punto, fatto 30, facciamo 31, vediamo se qualcuno in paese ha bisogno di qualcosa e gliela portiamo. Ma la cosa più che ci tormenta non è sapere nulla delle altre fazioni. Verso le 13:30, quasi un miracolo, ancora ora non sappiamo come possa essere accaduto, verso l'1:30 compare un debole segnale Vodafone. Mi metto a smanettare sul cellulare e segnalo la nostra situazione a Beppe Garnerone, Marco Marino, vicepresidente della Comunità Montana, Matteo Borgetto, giornalista della Stampa, e alcuni amici, cui chiedo anche di ricaricarmi subito la scheda, che ho una miriade di telefonate da fare. Ma dopo pochi minuti il segnale scompare. Ricevo solo più la risposta di Marco e quella di Beppe, che mi scrive che a Chiappi la situazione è disastrosa. Sono le 14:15, il segnale non tornerà più. Sempre martedì 16 dicembre, gli altri amici rimasti nel resto della valle iniziano a scrivere sul blog. Fausto Orneodo di Monterosso Grana scrive: sono Fausto Orneodo, il messo comunale di Castelmagno. Adesso sono a casa mia, a Saretto di Monterosso, dove da domenica sera siamo senza energia elettrica. Io ho un generatore. Stamattina alle 8:30 ho provato a raggiungere Campomolino seguendo lo spartineve, ma non ci siamo riusciti perché sulla strada c'erano già cumuli nevosi di slavine, non più rimovibili con lo spartineve. Siamo tornati indietro nei pressi di Varchiauso, più tardi la provincia ha chiuso la strada al traffico per pericolo di valanghe. Spero di vedere presto qui sul diario qualche notizia da Ezio.